Nostradamus, no, no, non siamo Nostradamus, No, neanche Anonymous, no, no, neanche, no. neanche vostra Damus, Adesso salutiamo a tutti i ciaccarelli che state qua per Facebook, boh, adesso, tutti i ciaccarelli, certo, a tutti i giovanotti, giovanotti, che giornatieri, facete non facete i valori e scrianzati, e Facebookiana, e e che? Facebookiana, E facebookiani si sono grossi, si sono piccolini, facebookini. che piccoli quella ti chiama lì, Allora, allora, la nostra puntata è che ci stanno già guardando, ne ci stanno sta guardando, ci guardando. stanno guardando, Oh, guardone, controllate poco, guardone, controllate poco si ci guardano, guardano, perché se si guardano ci fa strano la capa. guardano, guardano, Allora, questa è la puntata di barzelletta. terza, Alza la voce perché terza, non ci sei. terza. La terza puntata, A terza. la terza, la seconda la facciuccia. Ma lì, Controllo. che fa? Aspetta, Controllo nel un po'. frattempo fa compagnia ai compagni, Giovanotto a tutta la compagnia, tutte le ciaccarelle, già ci sono date. Eh, amici Anonymous Aioli, si dice così Anonymous Aioli. sto vedendo sì, aspetta, E lì non si vedono da noi. vuoi? Qualcuno fa qualche saluto, qualche dedica. Certo. Allora, andiamo in ordine Ecco qua. con le nostre barzellette. E che vuol dire caffè? Diventa sulla pagina. Sulla pagina. Sulla pagina stiamo in diretta. Sulla pagina. Ecco. No, facciamo. Ah no, però, no. Ah, no, tu hai scritto tu, io non vedevo. Io non vedevo, amico mio, troppo, Allora, troppo ci cado io, ecco. Cominci. Cominci a alzare la voce, faccio santa. Il microfono triplo danno. Allora. Stamma a sentire. Eh, Ci sta una persona che è giocatore, no? giocatore, Giocatore. Mentre questi accaniti giocatori ci piace giocare e carta o tavola verde eh, e va a giocare in una bisca. Va a giocare in questa bisca e tutto accanita con tanta solda annanzi lui inizia a giocare, no? Inizia a giocare e giochi. Tutto ad un tratto si avvicina un'amica e dice: Siete pescato, posso interrompere un poco? Da c'è una cosa importante. Dice: Ma sto giocando, ma giocare un sacco di soldi, sto giocando. Dice: No, guarda, da c'è una cosa importante. Dice: Questa cosa, fa un prezzo, dice questa cosa. C'è sta tua moglie, alza la voce. sta moglie, La moglie, c'è un amico a letto con tua moglie. un amico a letto con la moglie. Un amico a letto con tua moglie. Eh, Allora che le piglia, lui, paro, perché sempre i soldi annanzi. Però questo non ce la faccio, la seconda volta dice: Senti, pescato, c'è stata tua moglie sta a letto con un'amica. Allora, e sapete come sono fatti i giocatori, no? Alla fine, quando ha fornuto fino all'ordine vicentesima, realizza e dice: Ma che stai dicendo? Lui dice che la moglie sta a letto con un'amica, ma tu che stai dicendo? Tu che stai dicendo che sta a me? Corro subito a casa, tutti e due corrono che arrivano a casa così, corrisse subito in da stanza e tarapa la porta. Amica, ma chi cazzo sa per chi sta? Dammo fattoria di Venezia. ecco. Già. Allora, una coppia di sposi si sposa e va a fare un viaggio in nozze
a Venezia. Lui si chiama Vincenzo, la moglie si chiama Domenico. Quindi è un travestito. Sì. Vanno a Venezia, ordinano la stanza d'albergo e Domenica dice a Vincenzo, dice Vince, perché non facciamo la coppia perfetta? E Vincenzo, di che si tratta? Come che si tratta? Tu non vai a visitare Venezia, l'ho fatto tu, e mo che a visitare per fatto tu. A cui Vincenzo certo sto fattariello a me mi piace. E facciamo così, va. Tu vattene alla a casa stasera, chi prima arrivi, aspetta là. Vabbè. E se ne vanno. Domenica a destra e Vincenzo a sinistra. Nel frattempo arriva un signore a questo hotel, in questo albergo, e si fitta una camera d'albergo anche lui. L'alberghiere sbaglia da chiave e le dà la chiave la coppia di spuzzi. Entra nella stanza e vedo spumando un coppa con letto, coppa comodino. Dice, oh, a Venezia come tratta una bella gente. Era già tardi, si faceva la bottigliella e champagne e si metteva sotto il lenzuolo, bello cavolo. Nel frattempo si ritira Vincenzo, entra nella stanza del bene e vede Olietta buffare. Dice, oh, domenica ha fatto prima di me, già sta qua. Sotto il lenzuolo, e badapunga, io povero di alluccava sotto. Dice, no, ma che volete a me? Scusate tanto. Io pensavo che era domenica. E il povero Cristiano ancora una volta. Ma scusate voi, a parte il fatto che oggi è giovedì, poi voi chi vai che la domenica faccio in dopo. A me mi è venuto a mente nata, no? Questa qua diciamo che è una barzelletta, però può essere anche un dato di fatto. Allora c'è stato un bello guaglione con una bella macchina, una macchina di lusso, no? Una bella macchina di lusso. L'automobile. Una bella automobile di lusso, parcheggiata, e si sta vicino che lente con sole e passa una bella guaglione, ma che lì là proprio sai, proprio tutto, proprio bello. Buono. Sì. E dice, uè, bella, sapete questa? E dice, senta, tu per stare con me, innanzitutto, sta macchina a destra la tua, è la prima cosa. Poi tenere un portafoglio di soldi così, e poi tenere un pazzo per l'uomo di 25 cm sopra. 25 centimetri qua. Allora, tutto sorpreso, sto guaglione, dice, senti, la macchina è la mia, mo vi chiedo documenti e faccio pure vedere, stando stato proprio a me. Poi piglio il portafoglio, ora ci guardo quanto soldi tengo qua dentro, tengo perché non ci stanno problemi. Però, se mi giro a 5 cm vicino cazzo per te che se dopo me lo agava. Il supposto. Il supposto. Una signora, cara malata, e tiene un figlio Pascalino. Dice Pascalino, chiamano poco dottore, che tenga una fedente addosso. Chiamano il dottore, viene il dottore e le trova un po' di bronchiti e le prescrive una scatola di supposte. Pascali piglia sta ricetta e va alla spedire, vai dal farmacista e va a pigliare la scatola di supposte.
Pascalino piglia le sette, si avviva la via e incontrò Paolo. Dice Pascalino a ruolo. Dice papà, ha avuto domenica a visitare a mamma, ci ha dato il supposto, te l'ha buchita, Dice Pasqualino fammi il piacere, visto che è la farmacia, vicino alla farmacia sta quello che vende caccia e pesca. Fatteranno un bello scatole e colpa per la pistola 7,65 e poi me la porta, va bene perché oggi è fuori polinica, si dice così, polinica, va bene. O pollica, O politica lo devi o pollica. va bene. Pasqualino va a farmacia, va a cattare la scatola supposta alla mamma, a cattare i colpa per il padre. Consegna le scatole a mamma e mio padre, va bene. In serata il papà di Pasqualino fa, Pasqualino, ma che cazzo di colpa da date? Io ho sparato il primo colpo, si è squagliato vicino alla canna e è caduto in terra. Il secondo colpo, si è squagliato e è caduto in terra. Papà, state zitta, mamma con una scorreggia ci sai atto. Ciao. Che fa? Che? Che ci sta? Ha scritto tu. O compare che ha freddato. Eh? O compare che ha freddato. Che fa? Compare, che fa il compare? Chi? Il compare cosa fa? Il testicolo dal medico. Ti gioco boh. E stai in un bar prima, che ne sai? Vabbè. Un bar lumire. Ultima barzelletta perché sto fasone. Sapere che oggi sono 38, Andate. Allora con questo risolviamo, dopo passiamo ai saluti. Anonymous barzelletta. Anonymous. Un signore va dal medico e dice Tattoo, guardate stamattina c'è stato la voce così brutta, come ci fa, dottore, come ci fa? Il dottore lo visita, dice, senti, leva il tuo cazzone, leva la mutata, dottore, mi fa male la colla, mi fa male la cocca da colla. Ti devo visitare, devo fare un quadro generale della situazione. Si spoglia e il dottore guarda e fa lo tocca, e per forza avete la voce così. Voi avete 3 testicoli, dottore, è grave sì, a malua uno per fare la voce normale. E tutto faceva pensare, si organizzava subito. Gli fa l'intervento e gli dice ci vedremo una settimana che trase per il controllo, la settimana entrando. Il paziente va dal medico con una bella voce, dottore, guardate che bella voce, guardate la miseria, però dottore, mi fu piacere non mi mettere un'altra volta perché io quando mi trovato il terzo testicolo io come ieri non faccio niente più. E il dottore risponde, e che facciamo l'uomo, mettiamo l'uomo. Amici, pace e bene, ci sentiamo mercoledì con una nuova diretta. Questa qua la trovate su YouTube sicuramente, per dire YouTube che vanno, vero? Il saracinese, che fosse il citofono, per tutto l'altro. Se vi piace questo canale mettete subito non mi piace. Se non non piace a noi ci passa manco poco cazzo. Perciò cancellato proprio. Sta dopo.